Abbiamo visto le tende e abbiamo fatto merenda. La natura è bella e soprattutto i paesaggi di quando sei in alta montagna. Oggi pomeriggio faranno un giro nel bosco, ci sono delle tappe interessantissime per loro e poi giochi, spettacolo, magia. Non capita tutti i giorni, davvero, di poter visitare una foresta in compagnia di simpatici folletti e tantomeno capita di andare in gita a pochi giorni dall'inizio delle lezioni. Questa fortuna è capitata a 250 alunni di 10 scuole primarie del Veneto che il 21 e 22 settembre hanno partecipato durante il fine settimana ad un'avventura davvero speciale, un weekend nel Bosco Magico. Questo è il nome dell'iniziativa che ha permesso ai bimbi di trascorrere il sabato e la domenica a Piancansiglio, tra le verdi vallate della montagna bellunese. L'attività si inserisce nel progetto denominato A Scuola nei Parchi, realizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e Veneto Agricoltura, che nei prossimi mesi coinvolgerà in classe circa 8.000 alunni di 110 istituti scolastici del territorio veneto. L'obiettivo è formare dei giovanissimi guardiani della natura. Ormai l'ambiente è un punto fondamentale anche per lo sviluppo non solo economico ma anche educativo per tutti e soprattutto per i giovani. Mettere a disposizione gli angoli belli del Veneto per far sapere ai giovani come si tutela la natura, penso attraverso questo tipo di organizzazione penso sia stata una bella idea. La foresta del Cansiglio sappiamo benissimo che è la seconda foresta demaniale d'Italia. Oltretutto ci sono le bellissime faggete, quindi ci sono dei percorsi per le mountain bike, quindi un campo da golf, il bosco che ti dà il senso della pace e della tranquillità. A tenere a battesimo il progetto un padrino d'eccezione, Edoardo Stoppa, il reporter di Striscia la Notizia, amico degli animali, noto per il suo impegno nella salvaguardia ambientale e faunistica. Ho l'opportunità di inaugurare questa bellissima cosa che farà diventare 250 bambini solo per il momento, perché poi saranno addirittura 8.000 guardiani della natura. Loro sì, voi vi impegnerete? Allora, sembra di capire che l'entusiasmo non manchi, la bella giornata c'è, il colorario fantastico c'è, quindi sono tutti gli ingredienti affinché questi 2 giorni siano fantastici e affinché tutti quanti riescano a diventare veramente guardiani della natura e tutelare il nostro patrimonio bellissimo. Da 2 giorni ha coinvolto anche insegnanti e genitori che hanno partecipato attivamente al singolare campeggio. Il loro compito infatti è stato sorvegliare i bimbi durante la notte che tutti insieme hanno trascorso all'interno di un campo allestito dalla Protezione Civile. Abbiamo visto le tende, ci sono le brandine, era forse i giorni scorsi che ci chiedevamo ma dormiremo per terra, dormiremo sulle brandine, ma insomma abbiamo visto che è tutto organizzato super bene, sicuramente ai bambini e anche per noi, ma soprattutto per i bambini sono belle esperienze queste, a contatto con la natura, hanno il loro valore. Tra giochi nel bosco, attività didattiche e dialoghi semiseri con il re del Cansiglio e i folletti della foresta, i bambini hanno avuto modo dunque di imparare come si deve comportare un autentico guardiano della natura. Bisogna conoscere la natura, i suoi componenti, quindi le piante, gli animali e le rocce, e quindi avere una conoscenza naturalistica, ma bisogna anche imparare a voler bene alla natura, quindi io la chiamerei un'ecologia del cuore. Bisogna imparare a sentirsi bene nella natura, sentirsi protetti e provare il desiderio di proteggere la natura. Ecco, queste sono le 2 condizioni essenziali: conoscere e voler bene alla natura. Particolare cura è stata posta anche nel confezionamento dei pasti. I ragazzi mangeranno cibo biologico, quindi perfettamente sano, e anche tutte le stoviglie che useranno, i piatti, i bicchieri, le posate, sono fatte in materiale che in brevissimo tempo nel compostaggio diventerà humus riutilizzabile, quindi nessuna immondizia e nessun cibo con sostanze chimiche presenti, quindi il massimo anche dal punto di vista dell'educazione alimentare. Un'esperienza all'insegna dell'allegria e della spensieratezza questa in Cansiglio, che si è arricchita di un incontro unico. Sul far della sera i bambini sono andati a trovare in passeggiata Franco Azzalini, un vero guardiano della natura, l'ultimo residente stabile nel villaggio cimbro di Vallorc. Questo villaggio è stato costruito la prima volta, cioè verso la fine del 1700, qui c'era ancora la Serenissima Repubblica di Venezia. Anzi, questo villaggio di Vallorc risulta su una carta topografica ben fatta del barone von Zach dell'esercito austriaco, la Kriege Karte. Ed è proprio scritto sopra Casone Scatoleri di Vallorc. Scatoleri significa che si fanno
quelle fasciere per il formaggio, setacci per passare la farina, questo era il nostro lavoro artigianale. A partire dagli anni 70 il villaggio, abitato per lo più da boscaioli, si è man mano spopolato. Oggi a viverci tutto l'anno è rimasto soltanto lui. Profondo conoscitore della natura circostante, Azzalini racconta da anni la sua foresta sotto forma di parola poetica. L'allocco, la luna era alta nel cielo, vedevo risplendere la neve, sentivo vampate di gelo e di fronde stormir lieve. Il monte in alto era fosco, per nebbia leggera lassù, gridava l'allocco nel bosco. In tutto quel grande chiarore vedevo solerrare le stelle, vedevo dell'orsa maggiore brillare le 7 fiammelle. Gelato sui pini ogni nido, gli uccelli non c'erano più, ancora dal bosco quel grido. Pensavo ai tempi lontani, agli avi che han qui lavorato, da veri valenti artigiani, e a quanto han faticato. Dei colpi d'accetta e rintuono sembrava ancor vivo quassù, e sempre quel macabro suono.